L'aumento delle pattuglie messe in campo nel 2019 contro i furti, pur in un territorio battuto dai ladri come quello tra Montebelluna e Giavera, ha dato alla fine l'esito sperato. E rispetto al 2018 l'anno si è chiuso con un calo dell'11% dei colpi in casa e del 20% delle rapine. Numeri contenuti nel bilancio dell'attività dei carabinieri della compagnia di Montebelluna, 7 stazioni in 15 comuni. La maggior presenza sul territorio, più incisiva, ha costituito un grosso, importante deterrente. Sempre più frequenti anche in questo comprensorio le violenze di genere, 4 nel 2018 gli arresti e 9 le denunce. Grosso impegno sul fronte del contrasto allo spaccio, dall'arresto del pusher del Parco Manin ai cinesi che avevano ricavato in un seminterrato una serra di canapa indiana. Dopo 4 anni il comandante Piscitello se ne va per assumere da venerdì un nuovo incarico a Padova. Lo sostituirà il capitano Gabriele Favero. Ricorda con commozione il comandante della stazione di Pederobba, Mariano Stefani, morto nel 2016. Tra i casi più significativi seguiti l'omicidio a cornuda di Sofia Melnik e le mobilitazioni dei risparmiatori di Veneto Banca. Sicuramente il ritrovamento del corpo della povera Sofia è stato un momento toccante, un po' anche per noi che siamo addetti ai lavori. Per quanto riguarda la gestione dell'ordine pubblico, sì, e soprattutto le legittime pretese da parte dei cittadini che erano stati truffati, insomma, che avevano subito un danno economico dal crack dell'istituto di credito, con una serie di manifestazioni che hanno interessato il centro di Montebelluna.